Cancelletto oroscopo della settimana per il Santone di Avella, 14-20 aprile 2024. Ariete, questa settimana sarà ricca di energia e motivazione per il Santone di Avella. Avrete la possibilità di realizzare i vostri sogni e obiettivi, specialmente quelli legati al lavoro e alla carriera. Potreste ricevere buone notizie o nuove proposte lavorative interessanti. È importante però non essere troppo impulsivi e prendere decisioni affrettate. Toro. Il Toro dovrà affrontare alcune sfide questa settimana, ma con la sua tenacia e perseveranza riuscirà a superarle. Sarà un periodo importante per concentrarsi sulla famiglia e sugli amici. Potreste ricevere un invito a un evento speciale o una riunione importante. È importante mantenere la calma e la pazienza in situazioni difficili. Gemelli. I Gemelli saranno pieni di energia e vitalità questa settimana. Avrete voglia di fare nuove esperienze e conoscere nuove persone. Potreste ricevere un invito a un viaggio o a una gita fuori porta. È importante però non essere troppo avventurosi e fare attenzione ai pericoli. Cancro. Il Cancro dovrà affrontare un periodo di stress e tensione questa settimana. Sarà importante mantenere la calma e la positività. Potreste ricevere brutte notizie o dover affrontare un problema imprevisto. È importante chiedere aiuto agli amici e alla famiglia se ne avete bisogno. Leone. Il Leone sarà pieno di creatività e intuizione questa settimana. Avrete la possibilità di esprimere il vostro talento e realizzare i vostri sogni. Potreste ricevere un premio o un riconoscimento per il vostro lavoro. È importante però non essere troppo presuntuosi e rimanere con i piedi per terra. Vergine. La Vergine dovrà affrontare un periodo di indecisione e confusione questa settimana. Sarà importante ascoltare il proprio cuore e prendere decisioni basate sull'istinto. Potreste ricevere una proposta importante o dover fare una scelta difficile. È importante non farsi prendere dall'ansia e valutare attentamente tutte le opzioni. Bilancia. La Bilancia sarà molto romantica e sensuale questa settimana. Avrete la possibilità di vivere un'avventura amorosa o consolidare un rapporto già esistente. Potreste ricevere un regalo inaspettato o una sorpresa piacevole. È importante però non essere troppo idealisti e tenere conto della realtà. Scorpione. Lo Scorpione dovrà affrontare un periodo di cambiamento e trasformazione questa settimana. Potreste dover prendere una decisione importante o cambiare il vostro modo di pensare. È importante essere coraggiosi e affrontare le sfide con determinazione. Sagittario. Il Sagittario sarà pieno di ottimismo e speranza questa settimana. Avrete la possibilità di realizzare i vostri sogni e raggiungere i vostri obiettivi. Potreste ricevere buone notizie o nuove opportunità di lavoro. È importante però non essere troppo fiduciosi e non abbassare la guardia. Capricorno. Il Capricorno dovrà affrontare un periodo di lavoro intenso questa settimana. Potreste dover affrontare un progetto importante o una scadenza imminente. È importante essere concentrati e motivati. Potreste ricevere un premio o un riconoscimento per il vostro lavoro. Acquario. L'Acquario sarà pieno di idee creative e innovative questa settimana. Avrete la possibilità di esprimere il vostro talento e realizzare i vostri sogni. Potreste ricevere un invito a un evento speciale o una riunione importante. È importante però non essere troppo egocentrici e collaborare con gli altri. Pesci. I pesci saranno molto intuitivi e sensibili questa settimana. Avrete la possibilità di capire i sentimenti degli altri e aiutarli in difficoltà. Potreste ricevere una richiesta di aiuto da un amico o da un familiare. È importante essere generosi e compassionevoli.